La federazione è presente come sempre a questo Giro del Friuli e insomma il Friuli dà sempre buone risposte. Non potevamo non essere presenti a questa bellissima manifestazione, che è una delle manifestazioni a fior all'occhiello sicuramente del nostro calendario, poi una manifestazione sempre vicina ai giovani, per cui assolutamente, tra l'altro anche una bellissima giornata che rende onore a questo 50° Giro, sicuramente un trampolino per i talenti del nostro ciclismo, sicuramente una grande prova corale sia da un punto di vista organizzativo che tecnico del ciclismo italiano. Poi va detto che ogni tanto da questo giro escono anche dei campioni del mondo e anche delle maglie rosa. Eh beh sì, assolutamente, infatti dicevo che appunto è una manifestazione che sicuramente aiuta i talenti ad emergere, quindi un onore agli organizzatori, a tutte le squadre, a tutti gli atleti che hanno partecipato e che hanno tenuto veramente alto il nome di questo Giro del Friuli, che alla 50ª edizione sicuramente testimonia anche la grande volontà, la grande caparbietà e capacità di tutto il movimento friulano. Oggi poi qui a Corno c'è stata una festa di sport straordinaria, perché al mattino una bella gara juniores con 170 partenti, per cui oggi a concludere questa festa l'arrivo del Giro del Friuli. È stata un'edizione sofferta perché il momento non è dei più felici sul versante economico, ma è una regione che tiene, che ancora una volta siamo riusciti a mettere in cantiere una bella manifestazione, per cui io dico che quando si fa squadra si riesce a creare le sinergie necessarie anche per mantenere vive manifestazioni di questo tipo.